Buonasera e ben trovati a questa puntata di Elettroshock, puntata speciale dedicata alle elezioni amministrative del 12 giugno, primo appuntamento di una serie di trasmissioni che Telefriuli dedicherà proprio in vista del voto. Allora noi cominciamo questa sera da Monfalcone, la città dei cantieri è pronta a rinnovare il sindaco, il consiglio comunale, ricordiamo che si voterà dalle ore 7 alle ore 23 del 12 giugno. 3 i candidati in lizza a Monfalcone, 2 dei quali sono in studio con noi, una terza persona è sostituita da un delegato. Ve li presento subito, a partire da Cristiana Morsolin, sostenuta da Officina di Ideali, Progressisti Monfalcone, Partecipare per Monfalcone, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, la sinistra per Monfalcone. Buonasera Morsolin. Buonasera a lei, grazie. E buonasera a Luca Fasan in rappresentanza di Anna Maria Cisint, candidata sindaco sostenuta da Lega, Progetto FVG, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cisint per Monfalcone, Noi con l'Italia, Cisint sindaco, Monfalcone vola. Buonasera Fasan. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera al terzo sfidante che è Francesco Orlando, sostenuto dalle liste Verità e Libertà Assieme e Territorio e Libertà. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, prima di iniziare il confronto, alcune regole molto semplici, stessa domanda, stesso tempo per tutti i candidati, si può rispondere, alcune domande prevedono un tempo di 2 minuti, altre di 1 minuto e mezzo, c'è un contatore, un timer, alla fine del tempo suonerà un gong e lì vi dovrete fermare. Allora, iniziamo questo confronto da Cristiana Morsolin. La prima domanda è questa, insomma, partiamo dalla sanità sul territorio. Dopo 2 anni di pandemia, insomma, le difficoltà si sono acuite. A riguardo, che cosa va cambiato e che cosa va potenziato? Allora, parto da una considerazione dando alcuni dati. Gli studi ci dicono che dal 70 al 90% dei casi i bambini hanno avuto un peggioramento in un aspetto del loro comportamento. Gli anziani sono rimasti, diciamo, disconnessi e sappiamo che la connessione sociale è un elemento, un fattore protettivo proprio per l'anziano, e a novembre 2021 gli operatori sanitari registravano un più 750% di infortuni. Ecco, data questa condizione noi riteniamo che sia indispensabile potenziare la sanità territoriale per riuscire a ricucire tutti quei rapporti necessari che con la pandemia sono andati persi. In particolare noi abbiamo una visione che porti la sanità al di fuori dall'ospedale, e per fare questo proponiamo sostanzialmente 2 cose principali, che sono la costituzione, come avviene già anche in altre parti della regione, ma anche in altre parti d'Italia, di alcune microaree, cioè che significa creare, perimetrare idealmente alcune zone della città e creare dei piccoli paesi dove si possono ricostruire le relazioni e mettere degli operatori anche comunali. E l'altra cosa è recuperare l'ex INAM, che è un palazzo in degrado, in cui proporre di mettere là la sede del distretto, in modo da favorire l'integrazione sociosanitaria sia da un punto di vista funzionale con i servizi sociali che sono lì vicino, ma anche fisica, dando spazio in quello stesso luogo anche alle associazioni di volontariato. Perfetto, tempo rispettato. Fasan per Anna Maria Cisint. Beh, allora, sanità, un tema importantissimo, qui il sindaco lo abbiamo sempre sul pezzo su questo argomento, tant'è che va detto che proprio ieri si era inaugurato anche il percorso Nascite a Monfalcone, percorso importante, quindi un bellissimo segnale anche per le nostre mamme. La Regione, una cosa che va detta in premessa, ha deciso di investire quasi 60 milioni di euro nei prossimi anni per il nostro ospedale. Quindi questo è determinato da una serie anche di relazioni che ovviamente la nostra amministrazione, il nostro sindaco ha sempre avuto con gli enti preposti, ma soprattutto una visione su quello che deve essere ovviamente la prossima sanità. Bisogna monitorare, molti sono i punti che devono essere considerati, ma esattamente monitorare la medicina
medicina generale è un punto fondamentale. La medicina generale è un avamposto dei servizi che noi dobbiamo dare ai cittadini, quindi monitorare non solo la medicina generale ma anche la possibilità di poter valutare e sostituire normalmente i medici che andranno in quiescenza, perché spesso il problema è anche questo poi, di personale medico. Quindi questo è un punto assolutamente da tenere in considerazione e da monitorare costantemente. L'emergenza sanitaria, noi abbiamo avuto purtroppo, ahimè, noi, una grandissima palestra con il periodo della pandemia, ma abbiamo capito esattamente che è un punto che deve essere continuamente attenzionato, perché non abbiamo certezza ovviamente del futuro. Come farlo? Uno, l'ho già detto in premessa, appunto con il potenziamento della medicina generale, l'altro è con il potenziamento anche della guardia medica, anche questo è un avamposto importantissimo nel servizio all'utenza, e poi il servizio domiciliare. Questo è stato fondamentale, l'organizzazione di questo tipo di servizio. Il potenziamento di questo tipo di servizio è fondamentale soprattutto per la parte più debole, più fragile della nostra popolazione, penso agli anziani, penso ai disabili, tutta quella categoria che purtroppo non si può spostare da casa e vede proprio in questo tipo di servizio una cosa molto importante. L'altro ovviamente è il potenziamento del pronto soccorso, che è sicuramente il biglietto da visita del nostro ospedale. Grazie, proprio sul gong. Orlando, anche per lei 2 minuti per parlare della sanità. Grazie. La salute, come dice l'OMS, è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, non è la semplice assenza di malattia o infermità. Ecco, abbiamo visto come durante la pandemia la sanità è andata in crisi perché è stata una gestione devastante della pandemia. Cito solo un esempio, no? Perché, faccio anche una domanda a chi di dovere, perché venivano incentivati con dei premi i ricoveri Covid? Questo mi ha sempre posto un po' di quasi un problema molto grosso, perché dobbiamo incentivare i ricoveri Covid? Ma al di là di questo bisogna cambiare, per conto mio, i servizi sono tutti buoni perché noi avevamo almeno un servizio sanitario molto buono, anche se la spesa pro capite, per esempio italiana, è inferiore alle spese pro capite di molti partner europei. Addirittura la spesa pro capite americana, gli americani non hanno un servizio sanitario nazionale. Quindi va cambiato proprio la struttura, la riforma. Certo, il sindaco non ha questo potere perché è in capo dello Stato e della Regione, però insieme i sindaci di un territorio si possono coalizzare, si possono rapportare, possono dialogare e cercare di deaziendalizzare la sanità. La sanità non può essere gestita da aziende che guardano solo il profitto, i premi di produzione per vedere i risparmi, non può essere, quindi la sanità deve diventare un servizio perché l'utente, il cittadino, non è un paziente, è un cittadino che ha diritto alla salute, come diceva e come narra la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una condizione che riguarda quindi le persone nella sua totalità e unità, tutto quanto, quindi in tutti i settori dobbiamo arrivare alla salute. Grazie, grazie. Allora cambiamo argomento, questa volta partiamo da Fasan, Monfalcone, città dei cantieri, ma serve attenzione sicuramente anche al commercio cittadino. Allora vi chiedo come pensate di promuovere e potenziare l'economia in questo ambito, appunto. Cominciamo da Fasan per Anna Maria Cesinti. Innanzitutto va detto subito, riconfermando le azioni che abbiamo già fatto qui fino ad oggi. Azioni importantissime che hanno sorretto l'economia, hanno sorretto le imprese, tant'è che lo sbilancio aperture e chiusure dal 2017 ad oggi è attivo di ben 74 unità. Questo è un valore importantissimo, i numeri non arrivano per caso, se arrivano perché ci sono delle azioni concrete e ben mirate per averli ottenuti. Abbiamo fatto dei contributi mirati che riproponiamo ancora più particolareggiati, contributi che noi abbiamo fatto per 1.150.000 euro di stanziato, con 4 contributi che sono andati ad aiutare le imprese soprattutto in merito al sostentamento e all'acquisto di beni strumentali, deor, impianti di illuminazione, comunque la riqualificazione delle proprie aziende, che riproporremo anche questa volta più miratamente di quello che abbiamo già fatto, e cioè
già fatto per tutte quante le coperture commerciali, artigianali e di somministrazione, ma ancora di più questa volta mireremo per le attività che sono un po' più deboli, che fanno più fatica ad aprire o a mantenersi aperte in città. Penso per esempio alle macellerie nelle zone centrali, penso ai negozi di abbigliamento e calzature, penso a quelle qualità di esercizi che devono essere ulteriormente potenziati. La detassazione, abbiamo detassato per 3.160.000 euro, così suddivisi tra Tari, quindi diminuzione del 50% della tassa sulla spazzatura, la TOSAP che l'abbiamo data gratuita per 3 anni e l'IMU. E poi chiaramente andremo avanti con l'e-commerce, abbiamo già creato un marketplace che aiuta le imprese e soprattutto la viabilità. Grazie Orlando, anche per lei 1 minuto e mezzo per parlare del commercio cittadino. Il commercio cittadino è in forte sofferenza, probabilmente perché non c'è una domanda adeguata. È giusto proprio dopo i 2 anni di pandemia dare un aiuto agli imprenditori che hanno deciso comunque di investire sul territorio. Però il sindaco del comune dovrebbe prima di tutto cercare di far arrivare in città la domanda. Noi proponiamo un cambio di rotta immediato, facendo scorrere il traffico anche in Piazza della Repubblica che oggi è a zona pedonale, ma avendo questa zona pedonale strozzato 2 vie cittadine come via Sant'Ambrogio e Corso del Popolo, che sono in estrema difficoltà, stanno morendo dal punto di vista commerciale. Allora, prima di tutto bisogna dare ossigeno a queste 2 arterie, dopodiché, non basta questo ovviamente, bisogna cercare di fare un piano della viabilità, un piano della sosta e un piano commerciale della città, però dialogando con tutti, anche con ovviamente i cittadini stranieri che sono stati spesso dimenticati. No? Permettetemi soltanto un piccolo appunto, nel bilancio di fine mandato dell'attuale sindaco Anna Maria Cisin non c'è una frase, una parola singola sugli immigrati. Allora dico, gli immigrati sono una realtà, bisogna dialogare perché anche loro sono persone e hanno i diritti e quindi con loro costruiremo il piano commerciale della città. Per quanto riguarda, non dico altro perché non ho tempo, per cui neanche non inizio a esprimere un concetto. Il tempo e il nostro gong sono impietosi. Chiudiamo questo giro, insomma, parlando del commercio con Morsolini. Grazie, io anche qua do alcuni dati che sono quelli della Camera di Commercio. Negli ultimi 5 anni si sono perse il 22% delle attività artigiane, il 12% del commercio al dettaglio e all'ingrosso e il 14,6% dell'abbigliamento. Quindi questo solo su Monfalcone, quindi c'è un problema strutturale per il commercio che secondo noi su cui si deve intervenire su 2 direzioni. Uno è il problema dei redditi. Monfalcone, pur essendo il secondo distretto industriale della regione, è la città con i redditi più bassi di tutta la regione. Se non interveniamo su quella leva sarà difficile poi che le persone vadano a spendere nei negozi. L'altra cosa che dobbiamo fare, l'altro asse su cui lavorare, è attirare persone dall'esterno. Lo vogliamo fare creando una metodica di ascolto con i commercianti, creando un'estetica di via, cioè un sistema coerente, attrattivo tra tutte le diverse tipologie di negozi e poi introducendo la figura del city manager che possa in qualche modo attirare da fuori dei brand di rilevanza nazionale e internazionale che facciano appunto da calamita rispetto e da volano rispetto a quello che è il commercio attuale. Grazie, allora terminata anche questo giro di riflessioni sul commercio, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, poi continuiamo a parlare con i candidati di Monfalcone. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, fari puntati su Monfalcone, il confronto tra i candidati a sindaco per le elezioni amministrative del 12 giugno. Allora, un altro argomento che tocchiamo, che è di strettissima attualità, è quello dell'energia. Monfalcone ospita una centrale a carbone, ma recentemente si è parlato anche della possibilità di un distretto dell'idrogeno. Allora vi chiedo il vostro punto di vista sulla questione delle politiche energetiche. 2 minuti, partiamo da Orlando. È un po' difficile, la centrale di Monfalcone adesso brucia carbone, ci dicono per l'emergenza della guerra, però l'emergenza della guerra, scusatemi, l'ha voluta il governo Draghi,
non certamente il popolo italiano e certamente non Monfalcone. E quindi a me non interessa di questa emergenza, ma non si deve bruciare carbone a Monfalcone, completamente contrario. Si parla di politiche energetiche nuove, no? Come l'idrogeno. L'idrogeno è il carburante delle stelle, ma è anche un combustibile con grande densità energetica che può anche non produrre emissioni. Però per far questo siamo pronti? Siamo veramente capaci di arrivare a uno stoccaggio sicuro di questo combustibile? Ma soprattutto quello che mi fa pensare è: Monfalcone lo vogliamo proprio fare un polo energetico? C'è una proposta di triplicazione quasi della centrale di Monfalcone, da 366 megawatt passerà a 860. Non è solo una ristrutturazione, io direi anche una vera e propria nuova centrale. Siamo veramente convinti come cittadini monfalconesi di essere così pronti a diventare un polo energetico, già che siamo un notevole polo industriale, ma visto anche alcune scelte recenti di amministrazione del passato che hanno fatto delle scelte di tipo turistico, come facciamo a conciliare queste tre cose insieme? Già il polo industriale ci pone in qualche difficoltà, immaginiamoci un polo energetico. Poi il progetto della nuova centrale, penso che l'abbiate visto tutti, o per esempio in molti, prevede per esempio l'abbattimento del grande cammino che c'è adesso a Monfalcone, creando 2 cammini più bassi, con quindi la dispersione di polveri, perché si brucerà metano in questo nuovo progetto. Stessa domanda, stesso tempo anche per Cristiana Morsolì. Grazie, parto anch'io dalle considerazioni che ha fatto Francesco Orlando per dire che molto spesso a Monfalcone viene accusata di avere la sindrome di NIMBY, no? Non nel nostro giardino. In realtà noi credo che abbiamo già pagato 60 anni di centrale a carbone, un insediamento industriale molto importante e una serie anche di inquinamenti che abbiamo pagato con la salute sia personale che ambientale. Quindi sicuramente dobbiamo capire che tipo di sviluppo vogliamo dare al nostro territorio. E quello che noi proponiamo è sicuramente uno sviluppo che tenga conto da un lato della cantieristica, dall'altro della portualità, le terme, la nautica e il litorale. Ecco, in questo contesto noi proponiamo, proprio lo diciamo, il superamento del polo energetico per Monfalcone e vogliamo proporre invece una diversificazione di tipo industriale. Si parla di idrogeno, ancora, diciamo, tutto ancora da costruire, ma il tema è come lo produciamo l'idrogeno, perché il rischio che noi intravediamo in questa proposta che è stata fatta proprio nei giorni scorsi è che non sia un cavallo di Troia per poi inserire sempre sul nostro territorio per l'ennesima volta una centrale a gas che porterà sicuramente un aumento anche delle emissioni inquinanti a livello dell'atmosfera. Credo che il tema dell'ambiente non sia solo un tema che riguarda Monfalcone, ma una responsabilità che dobbiamo darci a livello nazionale. Ancora pochi secondi, a posto. Allora passiamo e chiudiamo con Luca Fasan per Anna Maria Cesenti. Allora va subito detto, intanto centrale a carbone, chiusura dell'AIA 31/12/2025. Allora questa è una città che, come è già stato detto e concordiamo su questo, ha già pagato sufficientemente. Si ritrova un cammino di quell'importanza e una centrale praticamente nel centro di Monfalcone o comunque nella situazione più limitrofa. Noi siamo, e l'abbiamo detto anche con un documento che è passato in Consiglio Comunale, noi siamo assolutamente contrari ai combustibili fossili, quindi sia al carbone che al gas. Poi tra l'altro, parlando anche dell'idrogeno, l'idrogeno non è un combustibile, lo dico al mio collega qui, è un vettore energetico, quindi anche su questo poi verranno fatti eventualmente degli studi. Ma noi abbiamo in mente un'altra cosa, noi abbiamo in mente portualità e nautica.
portualità nautica e anche la logistica. Ecco, questo è il punto su cui noi vogliamo focalizzarci, sulla questione poi anche di eventuali diversificazioni della questione energetica. Noi stiamo lavorando anche adesso, per esempio con i distretti del commercio, di cui dopo magari anche parleremo. C'è un passaggio molto interessante anche degli elementi che possono essere il fotovoltaico piuttosto che altri su cui andare eventualmente ad investire, e sono anche stati sovvenzionati, ma poi lo diremo anche con una legge regionale. Ma questo è il focus del problema. Il problema delle politiche energetiche è un problema sentitissimo e che può anche, tra l'altro, nella sua più giusta declinazione, generare poi anche fonti lavorative e soprattutto di impatto che possono essere in qualche modo sostenibili per i nostri giovani e per il nostro lavoro, per la nostra economia locale. Ancora 30 secondi, li vuole sfruttare in qualche modo sul tema? No, diciamo che ecco, quello che forse mi interessa ancora sottolineare è che noi intendiamo porci esattamente su portualità, nautica e logistica. Questo è il vero tema. E allora, grazie, cambiamo argomento. Insomma, uno degli altri problemi, insomma, il problema dell'amianto è legato, insomma, da tempo alla città di Monfalcone. Molto è stato fatto, serve però ancora attenzione. Quale impegno vi prendete su questo tema? Partiamo da Cristiana Morsolin, 2 minuti. Allora, sicuramente dobbiamo ragionare su un potenziamento del Centro Regionale Unico per l'Amianto, che in realtà è stato istituito diversi anni fa, ma che è rimasto sostanzialmente al palo. Quindi va potenziato sia con personale, sia anche rendendolo un centro di riferimento veramente regionale, anche per quanto riguarda la ricerca. L'altra cosa che noi proponiamo è la creazione di uno strumento, come è stato già fatto in altre regioni d'Italia, penso ad esempio nel Piemonte, dicevo, uno strumento in collaborazione con la regione, con quelle che sono le associazioni che si occupano del tema, con i patronati, per dare un supporto economico e legale alle persone e alle famiglie che sono vittime di questo problema, pensando però in prospettiva anche di estenderlo a tutti i lavoratori e le lavoratrici in un percorso appunto di sperimentazione. Questo è uno degli aspetti. L'altro che va sicuramente potenziato è quello ancora della ricerca, che su questo tema purtroppo non c'è ancora una cura e va sicuramente inserito un discorso di collegamento anche assieme all'università. E terza cosa, un programma di sensibilizzazione, perché purtroppo le persone che sono state a contatto con questa fibra e che hanno lavorato con questa fibra o ne sono venute in contatto in modo secondario, molto spesso non si rivolgono ai servizi sanitari, non vanno a fare tutto il percorso di monitoraggio necessario. Quindi su questo tema va anche costruita una politica rispetto al discorso della sicurezza sul lavoro, che purtroppo ancora oggi è una delle piaghe principali di questo Paese. Grazie. Luca Fasan per Anna Maria Cisenti. Allora, stupisco un attimino di ciò che ho appena sentito e poi magari lo spiegherò un po' più nel dettaglio. Intanto l'obiettivo. L'obiettivo è comunque che sia il comune amianto free. Allora, e questo è il primo comune della regione che tramite una mappatura ha fatto un dettaglio di quello che è la situazione dell'amianto in questo momento a Monfalcone, e siamo già intervenuti in tal senso. Siamo intervenuti soprattutto nelle aree private, abbiamo messo 100.000 euro ogni anno per un totale poi di investimento di più di 1 milione di euro sulla questione amianto, ma abbiamo investito non solamente sulla bonifica dell'amianto, lo abbiamo per esempio fatto su tutti gli edifici pubblici che ormai sono completamente puliti da questo problema, ma l'abbiamo fatto per bonifiche, per ricerca e per salute. Quindi questi sono i 3 punti in cui noi abbiamo investito più di 1 milione di euro. Allora sono risorse importanti che però hanno anche un rimando. C'è un'altra forma anche di investimento che va fatto, è quello sulla cultura e sulla didattica. Bisogna portare alla conoscenza di tutti quanti quello che è stato il problema dell'amianto a Monfalcone, che continuerà ad esserlo anche per i prossimi anni, perché ce lo stanno dicendo chiaramente i tecnici, probabilmente si morirà di amianto anche per i prossimi 20 anni, visto che il mesotelioma è un tumore che riesce, e comunque è un problema che riesce a
stazionare nei polmoni per molti anni prima di manifestarsi. Il problema è che anche noi abbiamo tentato di potenziare questo direttamente in quello che è un po' il fiore all'occhiello della nostra città, il MUCA, il Museo della Cantieristica, creando all'interno un memoriale per ricordare quello che è stato il problema dell'amianto e che continuerà ad esserlo anche in futuro. Bisogna anche dire, dicevo prima stupisco, perché nel 2015 è passata una delibera e qui c'è, allora era il consigliere Mussolini, che allora era assessore competente, in cui sono usciti dal problema dell'amianto e quindi hanno praticamente banalizzato quello che poteva essere un risarcimento che doveva essere di altra natura, cospicuo nei confronti di chi l'amianto l'ha pagato con la morte dei propri familiari. Grazie, 2 minuti di tempo, stessa questione anche per Francesco Orlando. Costruirono le stelle del mare, li uccise la polvere, gli tradì il profitto. Queste parole sono scritte alla base del monumento per i morti dell'amianto che è a Panzano. È un dramma di cui ancora non conosciamo la fine, perché appena nei prossimi anni, si calcola nel 2025, ci sarà il picco delle morti di amianto. Si parla di tante cose, ho sentito tutte interessanti che vanno fatte, però la grande fabbrica deve intervenire qui. È un dovere morale ed è soprattutto un dovere che la grande fabbrica ha nei confronti della città e dei cittadini, per sanare quella vergognosa transazione proposta e che purtroppo il Comune ha accettato. Intervenire con risorse proprie per dare origine a una fondazione che si occupi dei malati e delle loro famiglie. Altro che l'ente pubblico della regione che mette i soldi, è Fincantieri che devi mettere, perché è Fincantieri che ha creato questi problemi alla città. Senza contare quello che è successo, quello che sta succedendo ancora, perché scarica Fincantieri tutti i profitti che lei tiene, li scarica sulla città. Scusatemi, in termini di servizi sociali, in termini di servizi sanitari, in termini di servizi scolastici. Quindi la città è stanca, come sempre, come per il discorso energetico, è stanca di essere sempre la pattumiera di tutti. Ecco, io sono convinto che abbiamo la forza per ribaltare questa situazione. Certo, Fincantieri è una multinazionale, non è facile, ma aprire un dialogo, un confronto serio con Fincantieri, anche con l'aiuto della Regione e dello Stato, per arrivare a questa fondazione di cui parlavo prima. E naturalmente, insomma, questa è la sua opinione e anche le considerazioni che fa appunto su quella che chiama lei la grande fabbrica. Ci fermiamo qui per una piccola pausa pubblicitaria, a tra poco di nuovo per parlare di Monfalcone e i temi della città. Di nuovo insieme con Elettroshock, terza parte sempre dedicata al voto a Monfalcone, appuntamento del 12 giugno. Tocchiamo un altro argomento, quello che insomma Monfalcone sta assumendo sempre un ruolo più importante a livello culturale per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, su questo fronte quali sono le vostre proposte? Partiamo da Fasant per Anna Maria Cisint. Allora, intanto va detto il perché investire in cultura. Allora, dati del 2018, che poi sono stati aggiornati successivamente ma dovranno ancora comparire, ci dicono che in questo Paese ogni anno il fatturato della cultura è di 95 miliardi e con l'indotto diventano 256. 1,5 milioni di persone lavorano costantemente nel mondo della cultura. Ecco, questo è già, ce la dice lunga del perché va investito in cultura. Noi abbiamo sempre tentato, nei nostri 4 contenitori della cultura, che sono il teatro, il MUCA, la biblioteca, la galleria, abbiamo sempre avuto un concetto fondamentale, che è quello della qualità. Abbiamo sempre tenuto, soprattutto sul teatro, i cartelloni importantissimi, lo abbiamo fatto anche in un momento critico della pandemia, quando non avevamo certezza che ciò si potesse fare. Nel 2021 siamo stati stoppati dopo il primo spettacolo, ma anche lì con l'ERT e con, per quanto riguarda il dottor Federico Pupo, che cura
cultura alla parte della musica, abbiamo sempre tentato di mantenere il più alto possibile la proposta dei cartelloni musicali. Il MUCA, ovviamente, che è il contenitore per antonomasia dell'identità di Monfalcone, oltre che del rapporto con il cantiere, è fondamentale anche perché noi ci stiamo investendo dentro, anche creando delle attività che non siano solamente statiche, ma siano anche delle attività che possono in qualche modo fruire e creare sempre maggiore interesse sul MUCA. La biblioteca insomma, l'abbiamo assolutamente rilanciata, l'abbiamo fatto con format importanti come Geografie, che è diventato ormai internazionale come format. Adesso è partito anche Geografie Estate, quindi lo proporremo anche nei nostri litorali. Lo abbiamo fatto con i festival della filosofia, piuttosto che con il Parliamone in biblioteca, che raccumula sempre più interesse nella cittadinanza. Ma poi c'è la questione della galleria. La galleria ci ha permesso di fare le mostre più importanti, l'ultima qua di Kandinsky con quasi 12.000 presenze, quella di Crali prima, dato anche dalla grande attitudine che abbiamo avuto nel rapporto di collaborazione. Grazie, 2 minuti di tempo anche per Francesco Orlando. Indubbiamente, per quanto concerne la cultura, Monfalcone da sempre è stata attenta a questo aspetto della vita amministrativa della città, no? Sin da quando è stato costruito il teatro di Monfalcone, dall'ex Cinema Azzurro, e pian piano, via via, mettendo a disposizione dei cittadini diverse strutture, come ha citato l'assessore Fasan, la biblioteca che è cresciuta, la sala espositiva di arte moderna, che dovrebbe, a mio avviso, essere sfruttata di più. Ecco, noi proponiamo anche un'ulteriore aggiunta a queste strutture con un auditorium, che potrebbe essere uno sfogo abbastanza veloce per alcune manifestazioni di tipo culturale, per esempio come qualche concertino di musica da camera o come qualche conferenza, che potrebbe essere situato nella struttura del mercato nuovo, vecchio, non si sa mai come chiamarla, no? Che è in via della Resistenza, no? Potrebbe essere un bellissimo spazio per dare sfogo a molti cittadini che vorrebbero portare qualche evento in città. Noi poi vorremmo valorizzare e promuovere la storia di Monfalcone. Monfalcone ha diversi uomini di cultura. Beh, cito soltanto perché è famosa la cantante Elisa, ma non è l'unica, no? Ci sono tanti scrittori, scultori, poeti, Armando De Petris per dire, no? Patuna, che potrebbero essere valorizzati localmente per fare quel passo in più per essere conosciuti nel mondo. E poi la nostra posizione è anche quella di riuscire a organizzare sul territorio, ma meglio sul mandamento di Monfalcone, una orchestra giovanile del territorio, che potrebbe essere da supporto al teatro comunale, ma anche in tante occasioni degli eventi di Monfalcone. Grazie. Sul tema cultura chiudiamo con Cristiana Morsolini. Grazie. Allora, secondo me sul tema della cultura bisogna lavorare su 2 assi. Uno sono sicuramente i contenitori, biblioteca, teatro, galleria d'arte comunale e MUCA, che sono, diciamo, l'eredità storica di come il centro-sinistra ha investito sulla cultura nella nostra città. Ma non basta avere i contenitori. Noi abbiamo avuto delle mostre d'arte in questi ultimi anni che sono state sostanzialmente acquistate, sono stati comprati dei pacchetti in una visione di consumer, ma invece noi vorremmo che a Monfalcone si riprenda a produrre cultura. Una volta c'erano dei curatori sia per il teatro, cito d'Incontrera, ma anche per la Galleria d'Arte Contemporanea, e vorremmo, attraverso un investimento di questo tipo, fare in modo che siano valorizzate le competenze locali, ma anche che si abbia uno sguardo nazionale ed internazionale per portare a Monfalcone anche delle mostre uniche, delle opere che nascano qui, che nascano dal tessuto culturale e intellettivo che abbiamo a Monfalcone. Questo lo faremo ragionando in un contesto di pluralità di idee e anche portando soprattutto per alcuni concetti
la testa a Monfalcone. Penso sicuramente noi non avremmo intenzione di distruggere tutto quello che c'è stato fatto prima. Geografie è una manifestazione importante, ma vogliamo che la testa sia a Monfalcone, non che l'acquistiamo da un'altra parte. Piccola parentesi, mi dispiace sul tema che è stato citato prima. Non credo che sia utile usarlo in campagna elettorale, soprattutto da chi ha speso i soldi dedicati all'amianto per comprare delle borse di carta. Grazie, adesso voltiamo pagina, un tema che è stato toccato anche in precedenza, che è quello degli stranieri. Ecco, per quanto riguarda appunto questo fenomeno che vede un alto tasso in città, vi chiedo quali sono le vostre visioni per il futuro. Partiamo da Orlando. Le visioni per il futuro le vedo. È un po' difficile, anche perché oggi siamo al 30% di stranieri. Quindi da questo punto di vista integrazione è molto difficile. Però ci può essere un dialogo che va ricercato. Vedete, nelle precedenti amministrazioni, da una parte l'amministrazione Altran forse ha esagerato, no? Li ha agevolati troppo, dando quasi un sentore di essere i padroni di Monfalcone. La Giunta Gesì invece ha tagliato i ponti, ha creato divisione, ha creato chiusura. Oggi sembra, visto che tra l'altro curioso, nelle mie liste non c'è nessun rappresentante straniero, mentre nelle due coalizioni degli avversari ci sono degli rappresentanti stranieri. Però va cercato questo dialogo perché altrimenti non riusciamo a costruire nulla sul territorio. Per esempio, fatto alcune regole della convivenza civile, certamente. Mi riferisco a delle manifestazioni di cultura che hanno portato qui, ma che non sono legate, per esempio, alla tradizione religiosa, come per dire lo hijab per le donne di religione musulmana, non sono una norma religiosa, ma sono una norma di cultura di quei paesi. Oppure pensiamo alle scuole dell'infanzia, appena cominciato. È finito il tempo, mi dispiace, sono state tirate in ballo le amministrazioni precedenti e quello attuale, insomma sentiamo anche l'opinione di Cristiana Morsolini. Allora, io anche qua do un dato. Nel 2016 la presenza di stranieri in Monfalcone era del 20%, 5.776. Nel 2021 sono il 28,6%, 8.367. Quindi la politica del prima gli italiani, che era stata tanto decantata, mi sembra che abbia completamente fallito. Per noi non è un problema, vogliamo trasformare Monfalcone da un caso da denigrare, come è stato fino ad adesso, per questa componente, ad un modello. Lo vogliamo fare implementando i servizi ai cittadini, in particolare il servizio scolastico integrato fino alle 7 di sera per tutti e per tutte, corsi potenziati di lingua italiana per adulti e anche a supporto delle scuole per gli ingressi in corso d'anno. Ecco, io invece, a differenza del candidato Orlando, mi vanto che nelle liste che presentiamo ci siano dei candidati che sono giovani, uomini e donne di seconda generazione che vivono a Monfalcone, vogliono mettersi al servizio della città, e questo secondo noi è un elemento di grande crescita democratica e che permetterà alla città di fare quel salto di qualità che deve ancora fare, proprio perché finora il problema è stato negato e non gestito. Grazie Morsolin, chiudiamo con Fasan per Anna Maria Cisenta, anche per lei 1 minuto e mezzo su questa questione. Ma il problema intanto è cresciuto esponenzialmente dal 2005 al 2015. Quelli sono stati gli anni in cui il problema è cresciuto esponenzialmente, creando delle serie difficoltà poi di gestione. Andrebbe valutata la genesi di tutto questo problema, che è anche data dal rapporto, anzi del non rapporto, che c'è stato dalle precedenti amministrazioni, di cui faceva parte anche la candidata sindaca Morsolin, rispetto alla Fincantieri. E quindi sollevo tutto il tema degli appalti, dei subappalti, delle paghe bassissime che vengono date ai lavoratori. Questo ha generato poi un problema anche sociale di queste persone che arrivavano qui e non avevano poi di che sostenersi, perché comunque ovviamente le paghe basse generano poi un problema a catena e a ricaduta.
E noi diciamo basta agli stranieri, cioè veramente siamo arrivati al 30% a questo punto, come stavano dando i dati adesso. E quindi qual è? Cioè si sono proprio rotti gli equilibri. Cioè a questo punto la questione va ovviamente gestita come l'abbiamo fatto fino adesso, ma bisogna gestirla soprattutto anche con chi ha generato questo problema. Stiamo parlando della grande azienda con la quale il sindaco ha già parlato in questi giorni, c'è stato il cambio dell'amministratore delegato, andando ovviamente a rivendicare tutta una serie di circostanze che erano già state portate avanti con il precedente amministratore delegato e che ne hanno dato una serie di risultati. Ma ovviamente tutto questo deve andare nell'ottica della gestione di quello che è un problema che noi adesso abbiamo per evitare ovviamente che possa aumentare ancora di più. Noi diciamo basta comunque a questo punto, gli equilibri si sono rotti, bisogna fermare il problema. Grazie, ci fermiamo allora per l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare di Monfalcone con gli ultimi temi candidati a sindaco. A tra poco. Ultima parte di Elettroshock, fari puntati su Monfalcone, al voto il 12 giugno, primo appuntamento insomma, di Telefriuli che dedicherà una serie di trasmissioni appunto alla data elettorale. Allora ancora un paio di giri di domande con i candidati, partiamo da politiche del lavoro e formazione che devono vedere protagonisti i giovani, allora come metterli al centro? Partiamo da Morsolin. Grazie, allora i giovani attraversano gran parte del nostro programma elettorale come centrosinistra. In questi 2 anni in cui abbiamo lavorato per costruirlo abbiamo ascoltato moltissimo i giovani, i quali ci hanno riferito che erano stupiti del fatto che la politica andasse a chiedere loro esattamente cosa volevano. E il nostro programma nasce proprio con un'ottica, con una visione che non è da qua alle elezioni o da qua a 5 anni, ma è da qua a 30 anni. Ci siamo chiesti qual è la città che vogliamo fra 30 anni ed è una città che valorizzi le competenze giovanili, valorizzi gli studi che i giovani fanno e che non siano costretti, come succede oggi, ad andare all'estero per poter applicare le loro competenze. In questo senso noi abbiamo il progetto di costruire a Monfalcone il distretto digitale, abbiamo l'idea, l'abbiamo ripetuto più volte, di costituire Monfalcone, di proiettarla nel futuro e farla diventare una smart city, che significa primariamente per quanto riguarda il lavoro, soprattutto il numero di start-up che siamo in grado di creare. Questo lo vogliamo fare attraverso una collaborazione con quelle che sono le maggiori realtà industriali, a partire da Fincantieri, ma anche la Danieli, in modo che possano essere da incubatori per lo sviluppo di queste aziende, dando infrastrutture, dando sgravi fiscali alle start-up che si vorranno insediare. Un elemento centrale del nostro lavoro e del nostro programma è proprio la partecipazione, quindi il dialogo continuo con i giovani e dando loro uno spazio sia fisico che rappresentativo per ragionare e dire la loro. Quindi costituiremo una consulta per i giovani. Grazie, allora sentiamo anche sullo stesso argomento Luca Fasan per Anna Maria Cisenti. Ma stupisco davanti alla questione giovani proposta dalla candidata Morsolin, nel senso che noi abbiamo anche sentito i giovani, ma i giovani non si stupiscono della politica che chiede loro, si stupiscono del contrario, cioè la sinergia, l'andare a discutere, a parlare con i giovani, l'incontrarsi è fondamentale, perché bisogna raccogliere dai giovani quali sono le loro proposte, le loro problematiche e si traducono poi in azione politica. Quindi ritengo che questo sia un passaggio assolutamente fondamentale. E poi la legge dell'economia vale anche per il lavoro, cioè quella della diversificazione. Noi abbiamo un'idea così su Monfalcone che sia accentrata esclusivamente sulla questione Fincantieri, in realtà non è così, Monfalcone è molto altro, come dicevo prima anche dal punto di vista del comparto commerciale, commerciale e comunque di microimpresa, abbiamo 1163 imprese che continuano a crescere, a differenza di quello che diceva la candidata Morsolin, continuano a crescere grazie a Dio e che bisogna sostenere, bisogna andare a riuscire a trasferire le utenze anche nei confronti dei nostri giovani, creare le condizioni affinché i nostri giovani scelgano anche di imprendere.
Oggigiorno chiaramente questa è la grande scommessa, far sì che i giovani possano imprendere, quindi creando le condizioni. La nautica, altra grande e importante questione che va rilanciata ovviamente grazie e soprattutto per i giovani. Le aziende innovative, quindi le start-up, abbiamo avuto anche a Monfalcone delle bellissime start-up che sono partite anche di recente, che hanno avuto un grandissimo successo e stanno crescendo, quindi puntare molto su questo tipo di innovazione. Poi ovviamente abbiamo anche la questione della didattica che abbiamo già creato e soprattutto quella del mettere in linea, in asse, quelle che sono le proposte della scuola rispetto a poi le esigenze lavorative, anche facendo partire con il Pertini, per esempio, il corso dei tecnici navalmeccanici, che hanno poi una corsia privilegiata per poter entrare in Fincantieri, o altrimenti anche quella del corso sperimentale per maestri d'ascia che è appena partito. Grazie Francesco Orlando, a lei insomma la replica sui giovani. Beh, i giovani ovviamente sono al centro del nostro programma politico, perché? Perché sono la società del futuro. Allora su questo non va, io penso che vada proposta più che alcune azioni, vada riproposto proprio un dialogo costante e continuo con i giovani. Noi ci permetteremo, se arriviamo all'amministrazione, di organizzare una conferenza programmatica per le politiche giovanili, con il coinvolgimento del volontariato, del terzo settore, delle istituzioni pubbliche e private, rappresentanti del commercio e delle industrie presenti sul territorio. Perché solo così possiamo dare una visione globale su quelle che sono le prospettive. Nel contempo cercare di valorizzare quelle che sono le potenzialità dei giovani del nostro territorio. Faccio solo un esempio. Organizzando al centro giovani o anche in altri posti un circolo universitario che potrebbe essere di supporto e di divulgazione per i futuri laureandi, per i laureati, cioè presentare anche quelli che sono i loro lavori, le loro tesi di laurea, le loro idee su quello che è il mondo del lavoro, ma anche il mondo dell'imprenditoria dei giovani imprenditori. Allora, questo tipo di approccio a queste problematiche giovanili è importante proprio per cercare di far sì che i giovani diventino protagonisti. È logico che va anche attuato un monitoraggio continuo e costante su alcuni tipi di gioventù che invece hanno abbandonato la scuola, perché è fondamentale recuperare questo tipo di giovani che hanno deciso di abbandonare la scuola e poi si ritrovano a casa, tra virgolette, a fare i mamoni, no? Quindi bisogna recuperare questo tipo di gioventù che deve rendere nel nostro territorio. Poi vanno incentivati i corsi professionali in accordo con la grande fabbrica. Allora, siamo arrivati quasi alla fine di questa trasmissione, adesso vi lasciamo così una domanda libera, 1 minuto e mezzo a ciascuno di voi per parlare di un argomento che magari non abbiamo toccato e vi sta particolarmente a cuore o fare un appello al voto. Cominciamo da Luca Fasan per Anna Maria Cisinta. Sì, l'argomento che vorrei trattare è sicuramente inerente al litorale. Il litorale è una parte importantissima e fondamentale per Monfalcone, il rapporto terra-mare, quindi Carso-mare, è stato fondamentale anche per le scelte politiche che abbiamo fatto. Sicuramente sul litorale abbiamo investito, su Marina Iulia, quando siamo arrivati, stavo dicendo, nel 2017, fine 2016, abbiamo trovato una situazione veramente drammatica, lo conoscevamo già, la sapevamo già, abbiamo tentato di potenziarla creando immediatamente un'area di parcheggio adeguata in considerazione del fatto che nel fine settimana riusciamo a fare oltre le 10.000 presenze, quindi c'era una fortissima necessità di un parcheggio. Abbiamo riadeguato e comunque creato dei servizi come per esempio la rampa dei disabili che veniva a mancare, la possibilità ai disabili di poter accedere direttamente al mare e prima non ce l'avevano. Abbiamo poi creato tutta una serie di circostanze e di situazioni create agli eventi per riportare l'attenzione sulla città. Pensi lei che abbiamo fatto quasi 702 eventi nei 5 anni di mandato, considerato che per 1 anno e mezzo quasi non si è potuto fare niente per la pandemia. È in atto adesso una riqualificazione generale dei condomini che sono lì presenti, quindi poi ci sono tutta la parte sportiva, abbiamo messo gli impianti, abbiamo creato il campo da beach volley, abbiamo quello da beach soccer, abbiamo fatto anche la rampa per il kitesurf, quindi tutta quell'area è stata completamente riqualificata. La stessa cosa sta avvenendo per le grandi aziende che stanno venendo ad investire a Monfalcone come la Red Bull.
1 minuto e mezzo anche per Francesco Orlando. Sì, interessante questo, però vorrei trattare sulla scuola. No? La scuola è un punto fondamentale per tutte le città, ovviamente anche per Monfalcone. Il Comune può certamente monitorare quello che succede a scuole, può anche fare un piano dell'offerta formativa, proprio per cercare di capire quello che sta succedendo. Per esempio noi dobbiamo monitorare affinché l'ideologia gender, per esempio, non entri nelle scuole, che è un'ideologia completamente distorsiva dell'uomo. Dopodiché mi ricollego al discorso sull'immigrazione che volevo finire, perché lì come garante per i diritti dell'infanzia avevo scritto nella mia relazione ultima, tra l'altro, di creare delle classi con soli classi di scuola dell'infanzia, con solo immigrati, però con vicino un corso di italiano per i genitori, almeno uno per famiglia, in modo da poter creare delle persone che nel momento in cui vanno alla scuola elementare, no, alla scuola primaria, possano essere considerati italofoni. Poi velocemente un appello al voto, ma non per votare me, ognuno fa quello che crede, però un appello a quelli che hanno deciso da tempo, che hanno deciso oggi di non andare al voto. Guardate, è una cosa importante, la politica è fondamentale, l'amministrazione è fondamentale, non buttate via quello che è un diritto e che è anche un dovere. Eh sì, anche questa è una considerazione importante. Ha aperto la trasmissione, il compito di chiuderla a lei, a Cristiana Morsolin, 1 minuto e mezzo. Grazie. Allora, aggiungo velocemente un tema che ci è molto caro, che è quello della mobilità sostenibile. Noi vogliamo costruire per Monfalcone una ciclopolitana che abbiamo già anche ideato, perché vogliamo collegare Monfalcone in tutti i suoi punti, che si estende solo per 20 km, in 10 minuti, sia andando a piedi, sia andando con le biciclette, sia andando con le carrozzine, dei percorsi in sicurezza che rispettino l'ambiente e rispettino anche le persone. Faccio mio anche un appello al voto. Oggi e in questi 5 anni, 6, il mandato più lungo che Monfalcone ha avuto, abbiamo sentito parlare come se Monfalcone non avesse una storia, come se prima di questa amministrazione ci fosse stato solo macerie e diluvio. In realtà Monfalcone ha una storia, la storia della biblioteca, del teatro, della galleria d'arte contemporanea, delle scuole, dell'integrazione, della convivenza che ha fatto grande e bella questa città. Vogliamo riprendere quella storia là e andare avanti. Mi stupisco che dopo 6 anni di amministrazione si parli ancora dell'amministrazione precedente e non si cada dalle nuvole sull'immigrazione, ma credo che è il momento di cambiare e di creare tutta un'altra storia. Grazie, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ricordo che a Monfalcone, come anche negli altri comuni della nostra regione, si voterà il 12 giugno dalle 7 alle 23, essendo Monfalcone un comune con più di 15.000 abitanti. Nel caso non ci fosse l'elezione al primo turno, dopo 2 settimane ci sarà anche il turno di ballottaggio. Io ringrazio i nostri ospiti, candidata a sindaco Cristiana Morsolin, sostenuta da Officina di Ideali, Progressisti, Monfalcone, Partecipare per Monfalcone, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la Sinistra per Monfalcone. Grazie per essere stata con noi. Grazie anche a Luca Fasan, che ha parlato in nome della candidata sindaco Anna Maria Cisint, che è sostenuta da Lega, Progetto FVG, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cisint per Monfalcone, Noi con l'Italia, Cisint sindaco e Monfalcone vola. Grazie. Grazie a voi. E grazie anche a Francesco Orlando, candidato sindaco sostenuto da Verità e Libertà Assieme, Territorio e Libertà. A tutti voi in bocca al lupo per la vostra campagna elettorale. Gli appuntamenti di Telefriuli con questi dibattiti, queste tribune elettorali continuano. Vi ricordo durante Screenshot domani sera alle 19.45 il confronto tra i candidati di Tolmezzo e venerdì sera, sempre in Screenshot alle 19.45, il confronto con i candidati di Azzano X. Grazie a voi per averci seguiti, grazie alla regia di Fabio Di Bernardo. Finisce qui questa puntata di Elettroshock. Buona serata. Grazie.